E anche in conclusione della giornata dello sport, una giornata fantastica, con una giornata splendida con il sole, l'abbiamo proprio prenotato. C'è stata una grossa affluenza di gente, abbiamo avuto quasi 200 bambini di iscrizione, più contiamo anche tutti i genitori, accompagnatori e via dicendo. Una giornata all'insegna dell'amicizia, del rispetto, dello dialogo tra di noi. Sarebbe una giornata da proporre ogni domenica perché abbiamo visto la gente tutti insieme con il sorriso nella faccia e soprattutto gioiosa nel convivere momenti insieme. Voglio ringraziare soprattutto gli organizzatori, qui con me ho anche la vice sindaca che ha aiutato nell'organizzazione più possibile, immaginabile, con i social, con tutta la parte informatica. Con me c'è anche l'assessore dello sport Barbara Boffo che però è rimasta anche senza voce, vero Barbara? Esatto, se mi sentite con la voce così è perché ho ringraziato tutti gli sportivi, le associazioni sportive di volontariato che hanno partecipato e hanno reso merito a questa giornata. Per noi dell'amministrazione comunale era fondamentale, molto importante da dare questa offerta ai nostri cittadini, che abbiamo visto veramente un ritorno enorme, soddisfacente e straordinario. Quindi un grazie a tutte le società sportive e di volontariato che ci hanno proposto le loro società in questa giornata. Elena, ti sei dato veramente da fare e cosa puoi dire in questo momento? Che anch'io mi aggiungo al ringraziamento di tutte le società sportive, a tutti i presenti, a tutti i ragazzini che sono venuti a trovarci, perché credo che una giornata come questa sia importante per far conoscere non solo ai ragazzi di questo paese, del comune di Borso di Grappa, ma anche ai paesi limitrofi, le nostre attività sportive e quello che offre tutto il territorio di Borso. Grazie, grazie, grazie e al prossimo anno!